Buongiorno, oggi ci troviamo in provincia di Padova, esattamente a Bagnoli di Sopra, per visitare la base NATO e della aeronautica militare di San Siro o di Bagnoli di Sopra, che era anche una base NATO ed è stata attiva dal 1959 al 2008. Fin da subito, appena entrato, possiamo vedere come la base sia in totale stato di abbandono ormai da 14 anni. Si può entrare tranquillamente senza scavalcare nulla, in quanto la rete è stata abbattuta sul lato destro del cancello. E qui possiamo vedere i soliti folcloristici disegni. Anche questa base, come altre, la vediamo utilizzata come deposito. Vediamo qui quello che era probabilmente un hangar, un parcheggio adibito a magazzino. C'è addirittura un carro di carnevale qui vicino, Ceccona, potrebbe essere un carro del suo carnevale. Comunque la vediamo meno abbandonata di altre, avanzando. Anche qui vediamo tutto adibito a magazzino e immondizie abbandonate. Anche questa base veniva utilizzata per il lancio di missili Nike Hercules. Vediamo anche attrezzature agricole qui sulla sinistra. E lì in fondo vediamo una garitta e una torretta di controllo. Qui sulla destra vediamo il confine della base con un'altra altana. Visto che ormai non è più la prima base che visito di questo tipo, già in lontananza possiamo vedere lì il bunker, quello che probabilmente veniva utilizzato per il lancio dei missili. E vediamo già che la porta risulta aperta. Mentre di qua vediamo una doppia recinzione che ci porta su un'altra parte della base, dove vediamo anche un altro hangar. Proviamo ad andare da questa parte adesso e vediamo cosa si trova qui. Intanto lì in lontananza vediamo un altro bunker con un'altra porta blindata chiusa, quelle stagne.
poi torneremo qui a visitare anche questa zona. Ecco, qui la doppia rete si interrompe, la doppia recinzione. Cerchiamo di arrivare in alto sulla torretta, come sull'altra torretta della ultima visita che avevo fatto, vediamo tonnellate di guano. Veramente tonnellate di guano, una cosa pazzesca. 14 anni che gli uccelli entrano qui e fanno letteralmente strage. Ovviamente salire sopra sarà praticamente impossibile, infatti è ridotto in uno stato pietoso. Alt limite invalicabile. Oltrepassare questo punto costituisce pericolo. Abbiamo visitato anche questo edificio che avrebbe potuto essere anche la mensa o le cucine, visto l'attrezzatura che c'era al suo interno. Eccola qui la torre sulla quale siamo saliti, un'altra altana, l'illuminazione perimetrale, e qui vediamo finalmente uno degli hangar. Poi andremo all'altro che abbiamo sulla sinistra. E abbiamo visto anche una volpe, o almeno sembrava una volpe. Andiamo a vedere se è ancora lì, anche se credo sia scappata. La natura si riappropria dei terreni che noi gli abbiamo tolto.
lì c'è un buco, quindi probabilmente è entrata lì dentro. Qui vediamo le postazioni dalle quali venivano lanciati i missili e qui c'è il bunker aperto, ovviamente. Accendiamo la luce e vediamo cosa c'è qui dentro. Costruito in serie, ovviamente, come tutti gli altri che abbiamo visitato. Andiamo a dare un'occhiata anche all'hangar e poi, finita questa zona, ci sposteremo dall'altra parte. Qui risulta tutto chiuso. Proviamo a vedere da questo lato. Di solito c'è sempre un'apertura anche sul retro. Proviamo a vedere se la troviamo aperta. No, questo è chiuso abbastanza ermeticamente, probabilmente viene utilizzato ancora oggi come deposito, oppure semplicemente è stato chiuso meglio degli altri. Qui non la vedo mica tanto bene con tutte queste buche. Io interrompo qui il mio primo video, poi mi sposterò nelle altre zone per farne un secondo per completare la visita di tutta la base. Buona giornata!